senso che si stanno... I vaccini devono arrivare anche se Pfizer ha annunciato un ennesimo taglio e sulla base di questa certezza la Regione Veneto informa che tra una settimana inizierà la fase 2 della campagna vaccinale con le iniezioni agli over 75. Noi al momento abbiamo la comunicazione del taglio compensato per la prossima settimana. Compensato da chi? Dalle altre regioni che hanno avuto tagli inferiori ai nostri, che quindi noi abbiamo questa compensazione come sapete. Dopodiché domani alle 5 è convocata una riunione del commissario e cercheremo di capire se ci sono altre novità. Però è pur vero che insomma, i vaccini devono arrivare, senza vaccini non si vaccina. Zai apre anche i vaccini cinese e russo, il primo è al vaglio dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Siccome a me risulta che il vaccino cinese abbia avviato la pratica per l'EMA, e probabilmente lo farà anche il vaccino russo, lo Sputnik, ho chiesto formalmente se c'è qualche riserva rispetto a questi vaccini e nessuno mi ha detto di no. Perché comunque se sono autorizzati io spero che qualcuno non ponga questioni politiche o ideologiche, perché stiamo parlando di vaccini comunque. Il venerdì è il giorno del colore per le regioni. Accetteremo quello che verrà indicato dai tecnici. C'è da dire comunque che la preoccupazione resta, perché la nostra incidenza è passata da 480 positivi ogni 100.000 abitanti a settimana a 178, quindi è radicale il cambiamento di direzione. No? Vi ricordate i primi giorni che dicevo ma è un timido segnale, per definire la direzione dovremmo ancora ragionare. La verità è che dalle curve viene fuori, insomma si vede, ve l'ho fatta vedere ieri la curva delle terapie intensive. Io continuo a dire che per i numeri che abbiamo avuto probabilmente quella che è la paventata terza ondata, forse lo faremo dire ai tecnici, poi gli esperti, comunque qui da noi è passata, se non è passata c'è passata l'ondata che comunque non ci aspettavamo. La scuola superiore resta chiusa sino al 31 gennaio, ma i genitori non mollano, hanno protestato a Marghera, fuori dalla sede della Protezione Civile, durante la conferenza stampa del Presidente della Regione.